Il Basker Festival si svolge a Ferrara ormai da 30 anni e ha contribuito a rendere la nostra città una delle città conosciute a livello turistico, a livello culturale, ormai da varie generazioni, perché chi ha iniziato come il sottoscritto a seguire i Basker, le prime edizioni a 18 anni, ormai siamo cinquantenni. Da 4 anni abbiamo deciso di fare l'anteprima in altre città italiane, sia come forma di gemellaggio, di amicizia, ma anche come promozione reciproca turistica. Quindi siamo andati l'anno scorso a Milano per l'Expo, il primo anno 3 anni fa a Venezia e 2 anni fa, più che per promozione, per solidarietà, all'Aquila. Quindi quest'anno Mantova è particolarmente significativo per 2 motivi. Il primo motivo, diciamo più istituzionale: io credo che Ferrara e Mantova debbano lavorare sempre di più insieme, perché il futuro dei grandi flussi turistici anche internazionali è quello di girare le piccole e medie città d'arte. Poi sono personalmente molto felice perché mi lega una vecchia amicizia ormai ventennale al vostro sindaco, da ben prima che lui facesse il sindaco e che io facessi il vice sindaco, quindi come spesso succede a volte anche i rapporti personali aiutano nel creare questo tipo di legami. Quindi io spero che lavoreremo sempre di più insieme. Ripeto, soprattutto i flussi internazionali hanno bisogno di pacchetti con più città. Gli artisti hanno avuto già modo di visitare la città, sono rimasti molto colpiti dalla bellezza di questa città e tra poco non mancheranno di renderla ancora più vivace, più allegra, con i suoni, i colori veramente di tutto il mondo. Al Basker Festival quest'anno complessivamente avremo oltre 300 gruppi in rappresentanza di 35 diverse nazioni, quindi abbiamo portato anche qui a Mantova i suoni del mondo e siamo molto, molto contenti. Quest'anno abbiamo una varietà veramente varia, un gioco di parole non piccolo, tra diverse città del mondo che sono tra il Messico, tra gli Stati Uniti, l'Austria, la Germania, da tutte le parti del mondo, e questo fa sì che diventa veramente un festival internazionale proprio per sua natura, sulla provenienza e da dove vengono questi tanti musicisti di strada. È anche un'iniziativa che serve a far conoscere la nostra città, come le tante iniziative che stiamo facendo in questo anno, che non solo portano vivacità, portano cultura nella città, ma in realtà portano la città sulle gambe, sulle bocche, sulle esperienze di tanti cittadini, artisti, turisti, che poi portano e parlano bene di Mantova fuori da Mantova e spesso fuori dall'Italia, come in questo caso. Per cui tanti elementi per dirci che è una bella scelta e sarà una bellissima serata.